E ciao amici di Matto Scacco, continuiamo a seguire da vicino la Coppa del Mondo di Scacchi, questo super torneo che vede giocare i più forti giocatori al mondo e siamo arrivati ai quarti di finale, come potete vedere qui, ecco se si chiude qualche finestra è meglio, Carlsen contro Gukesh, Abasov contro Vidit, Caruana contro Dominguez Perez e Erighisi Arun contro Pragnananda. Alla fine i vincitori di queste sfide si sono ritrovati poi a sfidarsi nelle semifinali che si sono giocate ieri e si giocheranno oggi. Nella partita di ieri abbiamo un Carlsen contro Abasov che è la rivelazione un po' di questo torneo, che è il giocatore più debole, solamente 2600 punti. Su questo canale appunto di Matto Scacco possiamo vedere il commento fatto dal maestro Fide Nicolo Napoli di questa partita, ti lascio il link per poterla guardare. Oggi giocheranno la seconda partita e probabilmente finirà con un 2-0 per Carlsen. Mentre ieri, e la partita che andiamo a esaminare oggi, è Caruana contro Pragnananda che è finita in parità. Per chi dice ma perché spoileri subito il risultato? Perché ragazzi sono partite talmente famose e sono state giocate ieri che ormai il risultato è pubblico, cioè ovunque, come se ieri hanno giocato Inter-Milan, non puoi non sapere che risultato hanno fatto, ok? Basta che fai una semplice ricerca su Google o apri un qualsiasi social che ti compare la notizia di come è andata a finire. Secondo la formula del torneo si gioca alle meglio delle due, quindi se oggi Caruana o Pragna uno dei due vince, ovviamente si aggiudica il match e poi si andrà in finale. E ovviamente tutti noi ci stiamo aspettando la finale Carlsen-Caruana, che ricordiamo nel match per contendersi il titolo di campione del mondo, Caruana è stato l'unico che è stato veramente in grado di far soffrire Carlsen. Ti ricordo che erano andati agli spareggi e dopo una lunga serie di partite veloci alla fine vinse Carlsen, ma Caruana ci è andato molto vicino ad essere il più forte giocatore al mondo, oltre che campione del mondo. Quindi noi tutti ci aspettiamo, almeno io personalmente mi aspetto e spero col cuore di poter vedere un Carlsen Caruana e che magari Caruana in tutti questi anni abbia maturato un gioco ancora migliore e che possa prendersi la sua rivincita personale contro Carlsen. Ma andiamo a vedere appunto la partita che è stata giocata, la prima partita tra Caruana contro Pragnananda. Ovviamente è inutile dirlo, i giocatori indiani ci stanno stupendo, l'India è in grado di sfornare, a parte che sono tantissimi come popolazione, ma è in grado, ha un programma di allenamento e di training veramente veramente importante. Da quando Anand divenne campione del mondo di scacchi, ovviamente l'India insomma prese l'occasione per eccellere veramente in questa attività o in questo sport. Andiamo a vedere la partita. Caruana col bianco apre i 4 e 5. Qualcuno potrà commettere l'errore, e l'ho commesso anch'io in passato, di dire ma è 4 e 5 fu proprio l'apertura dei principianti, la facevo quando avevo 800 di elo, ok, ma talvolta le cose che fanno i principianti sono le cose giuste. Cioè è stata studiata che 4 e 5 è una soprattutto dei modi di giocare più solidi per il nero, e quindi se uno vuole pattare, dato che Pragna sta giocando contro Caruana, uno dei migliori giocatori al mondo di scacchi, sicuramente cercherà di giocare in maniera non troppo aggressiva, magari con una siciliana, che comunque può offrire sia possibilità di vittoria ma anche possibilità di prendere grandi bastonate. Arriva così la partita italiana, e la partita italiana del gioco piano. Abbiamo parlato tante volte di queste mosse in apertura, quindi non mi dilungo ulteriormente. C3, qui siamo in piena teoria incredibile, perché si gioca questa spinta di pedone laterale. Diciamo sempre non perdere tempo con spinte di pedoni laterali, pensa a sviluppare i pezzi, perché nell'italiano è molto importante creare una casa di fuga per questo alfiere. Idem ovviamente anche per l'alfiere Campochiaro, che sono gli alfieri più forti che hanno entrambi i giocatori. Alfiere G5, questa mossa mi ha sorpreso, H6, alfiere H4, D6 per liberare lo spazio anche all'altro cavallo. Ovviamente arriva la ritirata di quell'alfiere, arrocco corto, donne 7, B4 per prendere spazio sull'ala di re. Adesso arriva alfiere 6. Come ti dicevo,
L'idea è quello per il nero di cambiare l'alfiere in E6 con il fortissimo alfiere C4. Questo è un piano tipico della partita italiana. Nel momento in cui uno sa che l'alfiere in C4 è importantissimo, cercherai qualsiasi cosa per cercare di portarlo via. Tant'è che uno dei piani tipici è proprio quello di giocare cavallo A5 per papparsi questo alfiere, e il nero ci sarebbe riuscito perché non ci sono ritirate sufficienti per questo alfiere. Anche da B3 sarebbe stato poi catturato dal cavallo, motivo per cui B4 limita anche l'attività, questa tipica manovra. Arriva alfiere 6, secondo il motore un errore, ma ovviamente i motori ragionano con altri fattori che non sono umani. A4, tarocco corto, torre in E1, alfiere per C4, cavallo per C4, arriva donna in E6 per togliersi dalla fastidiosissima inchiodatura. B5 prendendo ancora più spazio, cavallo E7, torre B1, cavallo D7. Ora i due cavalli neri sono un pochettino in ritirata, però la posizione è ancora tutto sommato abbastanza equilibrata. Alfiere per cavallo, donna per E7 e arriva D4. Uno dei piani principali nell'italiana, e questo per quanto riguarda il bianco e il nero è valido, è sempre quello di cercare una spinta di rottura al centro, quindi D4 per il bianco e D5 per il nero. Donna in E6 e arriva donna in D3. La voglia di spingere D5 è tanta, ma ti posso garantire, e te lo dico con esperienza, che queste spinte è vero che ti fanno guadagnare spazio, ma è anche vero che chiudono il centro, irrigidiscono la posizione e permettono, ovviamente dopo che la donna si sarà spostata da qualsiasi parte, permettono piani di apertura come F5, concedono case importantissimi per i pezzi avversari, quindi non è mai cosa, cioè mai, dipende sempre dalla posizione, ma raramente andare a chiudere in questo modo può portare a vantaggi concreti. Donna di 3, torre in A va in B8, B per A6, pedone per A6 e arriva uno scambio di torri. Cavallo in A5, l'idea ovviamente di andare su A6 e papparsi uno di quei due gustosissimi pezzi, pedone per E4, intermedia cavallo per C6, cavallo C6 e ovviamente precisissima da parte di Pragna, altra intermedia di cavallo C5 minacciando la donna. Donna per D4, si prende il pedone e ora, dopo questa mossa, arriva A5. È ancora presto per papparsi questo alfiere, c'è tutto il tempo del mondo, quel cavallo è molto forte e quindi si aspetta. Donna per E8, donna di 5, sempre togliendosi anche da attacchi di questo tipo. Cavallo in D3, tempo sulla torre e allora arriva un'altra precisa mossa che è cavallo in E7. Scacco, la donna non può catturare, altrimenti si perde la torre, quindi bisogna spostare praticamente il re. E ora bisogna scegliere, ovviamente non l'ho detto prima ma lo dirò adesso, questo cavallo non si può catturare, altrimenti perdi il tuo cavallo. Dipende un pochettino da come si vuole giocare. Qui il bianco decide alla fine di catturare il cavallo, cavallo per cavallo, la posizione è abbastanza pari. Facciamo un pochettino un sunto della situazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni, una torre a testa, una regina a testa e alfiere contro cavallo. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Arriva G3. G3 è molto importante perché il bianco potrebbe prima o poi prendersi un matto in prima traversa, quindi decide di creare un buco per il re e, avendo il nero l'alfiere scuro, decide di crearsi un buco su Casabianca, onde evitare di avere inchiodature, di ricevere scacchi e robe varie. Arriva alfiere C5, cavallo D4, ovviamente in caso di cattura di questo cavallo arriverebbe l'unione dei pedoni centrali, che ovviamente tentare di unire i pedoni in genere, portarli verso il centro è sempre cosa buona e giusta. Donna D7 cercando anche ingressi fastidiosi, donna C4, ok, se tu entri qui io inizio a prenderti i pedoni, re G8 per difendere questo pedone e permettere alla donna di entrare in H3, re G2 per impedire questa entrata. Torre in E7, torre B1, donna in E8, si attacca un po' di roba.
donna D5 e ora arriva alfiere per D4 e qui ora il tempo dei giocatori lo puoi vedere qui a lato. Pragna ha 2 minuti e mezzo, Caruana ha 11 minuti. Allora ti dico qui la psicologia generalmente come funziona in questi casi. Funziona così: tu sei il giocatore che ha all'incirca una decina di minuti in più, quindi paradossalmente te la potresti prendere un pochettino con più calma e ragionare su ogni singola posizione. Tuttavia qui entra in gioco quella che diciamo a Napoli si chiama la cazzimma napoletana. Cos'è? È vero che io ho più tempo di te, ma se ora io mi fermo a ragionare, poi anche tu ragioni, cioè tu ragioni sul mio tempo, quindi siccome tu sei a corto di tempo, inizio a muovere veloce anch'io affinché tu rimani solo col tuo poco tempo e non utilizzi il mio tanto tempo per pensare. E qui Caruana gioca pedone per D4, praticamente quasi all'istante. Pedone per D4 secondo il motore non è precisa. Ora ancora una volta, se un giocatore come Caruana 2700, quasi 2800 punti fa una mossa di questo tipo è perché nella sua comprensione scacchistica questa mossa è assolutamente corretta. Eppure secondo il motore Stockfish 15 questa mossa qui è meno corretta rispetto a questa mossa dove la donna prende il tempo sulla torre. Per me è una mossa incomprensibile, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate, ma almeno per quanto mi riguarda anche io avrei giocato proprio a lampo proprio pedone per D4. G6, qui il motore vede cose, vede vittorie mancate, vede che c'era C6 come possibilità, ma qui G6 è stata giocata per un motivo ben preciso. Allora, il piano del nero è quella alla prossima mossa di giocare C6. Se il nero avesse giocato subito C6, che è la cosa che consiglia il motore, Karu, per tenere questo pedone, perché l'idea è di catturare il pedone, avrebbe potuto tenerlo con donna F5. Ma tornando alla posizione, giocando G6, G6 toglie la possibilità alla donna di andare in F5 e su una mossa per esempio qualsiasi del bianco ora C6 è mortale, perché la regina non ha modo per tenere questo pedone. Se si toglie da qualche parte, attaccando tra l'altro questo pedone, arriva regina per E4, tieni il pedone, scacco, e qui la situazione si è ribaltata completamente. Quindi G6 appunto lo scopo di prevenire donna F5. Che cosa decide di giocare Caruana vedendo l'arrivo imminente di una mossa come C6? Di giocare E5. E arriva D per E5 e pedone per E5. La situazione è critica, nel senso che qui ci sono possibilità di spingere. Questo pedone è vero che è passato, ma la vedo difficile che questo pedone riesca ad arrivare fino in fondo. Una torre passiva, una torre invece molto forte per il bianco e spinte che attualmente secondo me sono un po' difficili da attuare poiché scoprirebbero troppo il re e lo esporrebbero degli scacchi laterali. Donna in A8, l'idea di Pragna è quello di cambiare le donne e probabilmente il pareggio è la cosa migliore alla quale possa ambire il nero. E qui molto precisa è donna F3. Noi sappiamo che nei finali i re devono cercare di centralizzarsi, quindi dopo donna F3 e un eventuale cambio il re riesce a portarsi un pochettino più verso il centro della scacchiera. Ovviamente non arriva al cambio, arriva la spinta in C5 che dà qualche chance in più al bianco. Torre B6, arriva il cambio delle donne e ora arriva la spinta. Questo pedone vuole andare a promozione e ovviamente può essere fermato sia col re che con la torre. Caruana sceglie di fermarlo con la torre, al motore non piace, piaceva più il re, arriva torre D7 e ora torre per A6, arriva il pedone di vantaggio per Caruana. C3, questo pedone è passato, questo pedone è passato. Quasi sempre questi due pedoni si annullano a vicenda, infatti dopo torre C6, torre A7, qui decidono entrambi di cambiare i pedoni. Arriviamo in questo finale, si chiama un 4 contro 3, di pedoni tutti sulla stessa ala. Ora, se questo pedone, anziché essere in E, era un pedone in B, era un pedone in A, la partita sarebbe stata tutta ad un altro senso. Ma essendo questi pedoni ravvicinati, è vero che è un 4 contro 3, ma è anche vero che c'è il re avversario molto vicino che è in grado di parare tutto.
E se dovessi chiederti, se dovessi farti una domanda, secondo te tra il pedone H, G, F, E, qual è secondo te quello che potrebbe andare a promozione? Beh, io risponderei il pedone E, perché questo si annulla con questo, questo si annulla con questo, questo si annulla con questo. Se c'è proprio uno che riesce a scappare è lui, no? Perché dopo aver spinto tutto, quello che potrebbe andare a promozione è lui. Quindi il piano ora del bianco è cercare di far sopravvivere lui. E vediamo, andiamo velocemente. Abbiamo qualche scacco. Adesso un po' di manovre, si spingono i vari pedoni, qui bisogna comunque essere molto precisi, cambio, 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 e qui arriva molto precisa, attenzione che il pedone H, noi sappiamo che il pedone di torre aumenta le possibilità di patta, e qui, perché dopo appunto cattura, il bianco si ritrova col pedone di torre, ma invece dopo H6, se ora tu catturi, io mi ritrovo con invece un pedone di alfiere. Qui arriva re H6, è molto precisa per Caruana, io non voglio catturare con il pedone E. Perché Caruana non vuole catturare con il pedone E? Lo sappiamo, se hai studiato il libro Finale di Torri, che trovi sia su Amazon che all'interno del nostro source su mattoscacco.com, o se sei uno che dice a me i libri non mi piacciono, non voglio studiarli, c'è il videocorso sull'Accademia, si chiama Finale di Torri, costa 7 euro, una cavolata, ma impari qualcosa che ti serve per tutte le tue partite. Perché andare a catturare con il pedone E ti avrebbe portato il bianco a portare un pedone in sesta traversa, e il nero avrebbe potuto attuare quella che viene chiamata la difesa di Philidor, e quindi non ci sarebbe stato scampo per il bianco, e quindi la situazione era pari totale, mentre magari questa mossa dà qualche chance in più al bianco. Re G7, torre per F6, e siamo in questa situazione. Ora ti faccio la domanda, vediamo se hai studiato bene questo libro o il videocorso Finali di Torri di Andrea Stella. Il bianco può vincere questo finale, sì o no? Ora tu, da vecchia volpe, vedi qui di fianco la posizione, vedi, no? la barra che è colorata a metà di bianco, e più la posizione dice 0-0, questo è pari. Ma perché è pari? Me lo sai dire? Che cosa deve fare il nero? Come può il nero cercare di pattare questa situazione? All'interno appunto del corso Finali di Torre è spiegato che con i pedoni centrali e i pedoni di alfiere si utilizza quella che viene chiamata la difesa attiva, ossia si posiziona la torre dietro il pedone, il re avversario davanti al pedone, e questa è uno scudo invalicabile. Andiamo a vedere quindi come Pragna va a pattare questo finale, che comunque è difficile da giocare. Torre in A1, la torre è pronta per posizionarsi dietro il pedone, re F5, torre in A2, torre B6, re F7, il re si porta in direzione del pedone, torre B7, re F8, il re avanza, arriva un piccolo scacco, re in E6 e torre in E2. Torre B8, re in G7, torre che protegge il proprio pedone, così il re può togliersi dalla difesa di questo pedone, ma noi sappiamo che non basta. Torre in A2, torre in D8, torre in E2, torre D1, re F8, il re si deve portare davanti, torre F1, e attenzione che su torre A1 ovviamente c'è la minaccia di matto, quindi ora Pragna deve spostare il re si è spostato, torre in A5 difendendo il pedone, ma ovviamente queste sono tutte manovre, forse Caruana cercava di vincere questo finale, o forse più probabile Caruana non ha acquistato e letto il libro Finale di Torri di Andrea Stella. Re G7, re D6, re F7, questa mossa era molto precisa, evita questa spinta, torre in A5, torre D1, scacco, cattura, e adesso la mossa corretta, posizionarsi dietro il pedone. Ora qui questo viene chiamato un finale elementare, quindi re contro pedone, devi assolutamente sapere come si gioca e come va a finire. A questo punto Caruana, rendendosi conto che la posizione ormai è iperpatta, decide addirittura di allontanarsi col re dal proprio pedone per permettere a Pragna di catturare il pedone, e la partita finisce così in parità. E infatti dopo mossa, pareggio.
Una partita sudata, io penso che Pragna sia felice di questo pareggio con Caruana, che ricordiamoci essere un giocatore fortissimo. Ragazzi, oggi tifiamo per Caruana perché voglio con tutto il mio cuore la finale Carlsen-Caruana della Coppa del Mondo. Io penso che sia incredibile come un torneo di questo tipo, che è praticamente a eliminazione diretta, si gioca solo 2 volte con lo stesso giocatore, come alla fine gli scacchi hanno portato su quelli che credo siano i più forti giocatori al mondo adesso, cioè Caruana e Carlsen, ovviamente anche questi fortissimi giocatori indiani. Ci aggiorniamo domani con i risultati.